Buonasera a tutti. Allora, per comodità, che bello, siete tanti, che bello. Per comodità starò seduto e vi faccio vedere un filmato che è un po' la sintesi di tutto quello che ha fatto Smile Again fino adesso e poi intanto questo. No? E poi continueremo una chiacchierata sul palco e così potete fare anche delle domande e via dicendo. Allora partiamo. Allora, il tutto nasce dalla lettura di alcuni articoli di giornale, sì, possiamo partire tranquillamente, che riportavano appunto di questa terribile violenza su ragazze, giovani fanciulle di 13-14 anni, cioè il lancio dell'acido sul volto prevalentemente a scopo punitivo, perché queste ragazzine avevano commesso qualcosa di terribile. Avevano rifiutato un corteggiamento, oppure avevano rifiutato un matrimonio combinato, oppure la dote che era stata data, era stata portata dalle donne non era sufficiente secondo l'uomo. A noi sembrava un po' strano, no? Che in un paese dove esiste ancora la lapidazione ci fosse una sublimazione della violenza fino ad arrivare a lanciare l'acido. Perché? Cioè ci sembrava uno scoop pubblicitario, tanto che decidemmo di andare a vedere se effettivamente era così. E andammo in Pakistan, grazie all'aiuto dell'allora ambasciatore italiano in Pakistan, riuscimmo a conoscere delle persone locali del luogo che ci aiutarono a capire com'era la situazione, ed era peggio di quello che noi potevamo lontanamente immaginare. Voi vedete queste immagini, capite che distruggere una donna così vuol dire proprio non darle più nessuna chance. E quindi ci venne subito in testa a dire come le possiamo aiutare queste ragazze. L'unico modo, anzi la prima cosa che ti viene in testa a un chirurgo plastico, è quella di cercare di ridare, di rimettere a posto quello che volevano distruggere. E così pensiamo di aiutare queste ragazze operandole, ma certo in Pakistan in quel momento non c'erano le condizioni ideali per poterlo fare, quindi grazie alla disponibilità dell'ospedale e della regione riuscimmo a operarli, a farle venire a Udine. Voi state vedendo appunto una struttura dell'ospedale di Udine e lì le operammo. Uno di loro si fermò con noi 3 anni, fu sottoposta a 18 interventi, infatti tanti sono gli interventi per mettere a posto un viso, anzi forse anche di più, e dopodiché pensammo che forse era meglio che ci preparassimo una valigia e andassimo noi in Pakistan, perché riuscire a assistere adeguatamente a queste giovani fanciulle pakistane che hanno bisogno di tutto, assistere adeguatamente in Italia era veramente un problema. Quindi andammo là e grazie alle persone che avevamo conosciuto, che erano molto disponibili nei nostri confronti, riuscimmo a trovare anche luoghi dove poter visitare le ragazze e poi anche operarle. Questa infatti era la nostra mission principale, cioè quella di operarle, ma lo scopo vero non era solo quello di mettere a posto quello che si poteva fare con queste cicatrici, questi volti, ma cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica per fare in modo che queste terribili violenze finissero. Questo era veramente lo scopo fondamentale. Se no sarebbe troppo facile prendere, partire, operare, l'avrebbe fatto chiunque, ma riuscire a far capire che queste sono violenze inaccettabili è un altro discorso. Altri progetti, i primi progetti ovviamente come buona associazione umanitaria, il primo progetto che abbiamo fatto è risolto, già eseguito, e questo abbiamo fatto arrivare delle nurse pakistane che hanno seguito dei percorsi formativi sempre all'Università di Udine, alla fine dei quali hanno ricevuto un diploma che gli ha permesso di aprire questa terapia intensiva in Pakistan in base a quello che avevano imparato da noi, e queste sono grosse soddisfazioni. Oltre questo progetto c'è un altro molto interessante che è la videoconferenza. Voi sapete bene, non vi devo spiegare che cos'è, è quel sistema che permette di mettere in contatto in tempo reale stazioni distanti tra di loro. Questo per mettere in contatto per esempio le sale operatorie nel momento in cui si sta operando e magari c'è bisogno di un aiuto, di un consulto, o permettere ai professori, ai docenti di insegnare anche a distanza. Ma senz'altro il progetto più importante era quello di cui abbiamo parlato, l'ospedale.
Ora, tutto nasce dalla riconversione di un vecchio debito pakistano verso il governo italiano, debito che il governo italiano ha lasciato al Pakistan, questi fondi, affinché venissero utilizzati a scopi sociali, cioè per la costruzione di strade, acquedotti, scuole e quant'altro, e una piccola parte per la realizzazione di progetti umanitari. Noi avevamo la nostra clinica del sorriso, il nostro sogno che volevamo realizzare per aiutare queste donne, presentammo il nostro progetto e guardate qua, vincemmo al punto che fummo i primi, quinti secondo una classifica particolare, comunque sia, riuscimmo a trovare dei fondi per realizzare questa clinica. Ma questa clinica piacque, questo progetto, questa idea piacque talmente tanto ai due governi, parlo del governo italiano e pakistano, che ci chiesero di trasformare il tutto in un centro ustioni, cosa molto centro ustioni, molto importante, molto utile in quel paese, perché sono frequenti appunto gli ustioni sia sul lavoro che domestiche, per cui sarebbe stato veramente una manna per loro avere una struttura del genere. Quindi l'ingegnere che avete visto adesso qui, vi vedete nelle foto, cambiò il progetto iniziale e lo fece diventare un progetto per un grande centro ustioni. Infatti è un centro ustioni che ha 90 posti letto, 4 sale operatorie, cioè veramente una struttura imponente che non c'era in Pakistan e è rarissima da trovare in Italia. Ovviamente le cose non andarono sempre bene, perché la Farnesina è Farnesina, perché siamo dovuti ricorrere molte volte a Roma perché le cose non funzionavano adeguatamente. Parliamo del Pakistan, un paese, capite, abbastanza complesso, e quando ci sono soldi di mezzo, insomma, succede quello che succede in tutti i paesi, insomma, no? Possono venire fuori dei problemini che però alla fine si sono risolti e abbiamo quindi deciso di andare a vedere com'era la situazione a Multan, cioè se questo benedetto ospedale era riuscito a venire fuori oppure ci avevano raccontato qualcosa che non era a posto. E così andammo, fu un viaggio, diciamo, ansioso, perché la preoccupazione era notevole. Potevamo trovarci di fronte al nulla, come tante volte è successo ad altre associazioni umanitarie che credevano di realizzare qualcosa, non sono riusciti a realizzare niente, e quindi così arrivammo, ma per fortuna fummo già ben accolti all'arrivo, e poi andò benissimo, perché subito dopo, questo è l'arrivo, il giorno dopo, il giorno seguente, ci accompagnarono a vedere appunto questo benedetto ospedale. Questo ovviamente è il gruppetto composto dai vari, no? Ecco, possiamo anche andare un pochettino avanti, arriviamo a vedere l'ospedale, ovviamente scortati dalla polizia in assetto di guerra, perché lì Multan è la città più antica del Pakistan, i pakistani dicono forse la più antica del mondo. E lì purtroppo anche è stata messa la prima bomba autobomba. Quindi insomma l'emozione è sempre grande in posti del genere. Comunque questa era la struttura finale, veramente emozionati. Siamo arrivati e ho detto ma no, non è vero, non è possibile, insomma eccola qua. Vedete Pakistan, Italia, centro ustioni, nato dalla collaborazione dei due paesi, e poi dentro veramente la grande soddisfazione di aver visto il meglio di quello che si poteva trovare come strutture, come materiali proprio all'avanguardia, assolutamente innovativi. Vedete più avanti proprio sale operatorie che possono fare invidia all'Università di Udine, sale operatorie con scialitiche, con all'interno delle videocamere che permettono, ecco, questo è il centro ustioni, ci sono 12 posti in letto di terapia intensiva, vera e propria terapia intensiva, nel senso che ci sono tutti gli strumentari che si hanno nelle grosse terapie intensive, e questi suddivisi per ogni paziente, e ogni paziente viene seguito poi dal monitor centrale dove ci sono le infermiere. Vedete anche i letti, vedete le strutture, tutto il know-how possibile e immaginare. Potete immaginare l'emozione nostra a vedere queste cose. Io ero fuori di me, infatti sinceramente non immaginavo di trovare così tanto. Quindi grande la soddisfazione, grande tutto. Ecco, qui ci sono, guardate questo microscopio, per chi ne sa qualcosa, capite che è uno Zeiss che può valere 200.000 euro, una roba così. Quindi lì i soldi sono stati spesi in modo giusto, adeguato,
Ecco, vedete quello che vi dicevo prima, la telecamera, forse magari queste cose vi interessano poco, però nel complesso dire che siamo riusciti a realizzare, grazie al progetto, all'idea, al progetto di Smile Again, un ospedale così, che viene comunque mantenuto, diciamo, chi è che sponsorizza questo ospedale è il governo pakistano, quindi sul nostro progetto e con l'appoggio del governo pakistano questi pazienti vengono curati gratuitamente e quindi non so dire, come soddisfazione più di così non si può. Passiamo quindi da qui, possiamo andare un colpetto avanti e da qui poi ci rimaneva un altro incontro. Sì, un altro incontro importante, beh, qui vedete con il personale, sì, queste cose un po'. Ecco, questa è la sala riunioni dove i giovani, gli studenti vedono nel monitor, possono vedere l'intervento, seguire l'intervento spiegato dai vari professori. Questa è la targhetta che ci hanno regalato. C'è qualche segno di lacrima sopra che è caduta in quel momento. Questa è la riabilitazione, il centro per la riabilitazione. Dopo gli interventi infatti gli ustionati hanno cicatrici importanti, per cui soprattutto se interessano gli altri bisogna aiutarli a mobilizzarli. E quindi questa è l'ultima parte e poi salutiamo questo bellissimo collega e ci avviamo per andare a trovare una persona molto importante che non eravamo riusciti a contattare prima della partenza, e anche lì ansia pacchi, cioè il padre dell'ambasciatore a Islamabad. Però la partenza, guardate qua, sembrava che proprio non ci volessero far partire, una tempesta di sabbia che però non ci ha fermati e siamo arrivati a Islamabad con il sole, bellissima città, con strade molto ampie, molto verde, è la sede ovviamente del governo, tutte le varie ambasciate sono qui, insomma la parte politica, il concentrato della parte politica è tutta qua. E incontriamo l'ambasciatore e adesso farei parlare lui, per cui se possiamo avere il microfono, eccocene già, così sentite direttamente dall'ambasciatore che abbiamo incontrato che cosa è sembrato lui l'ospedale che abbiamo costruito e realizzato lì in Pakistan. Siamo qui nell'ambasciata italiana e siamo stati accolti dall'ambasciatore Stefano Pontecorvo che ovviamente molto gentilmente ci ha permesso di poter parlare dell'importante progetto di Smile Again. In realtà quando parlavo non parlavo per fare dei complimenti ma parlavo a ragion veduta, perché io l'ospedale l'ho visitato un paio di volte addirittura ed è effettivamente, come lei dice, una struttura eccezionale in cui si vede anche l'eccezionale mano di Smile Again e in genere l'expertise italiana in questo settore. A livello interno e per la popolazione locale a Multan l'opera è effettivamente, l'ospedale è effettivamente un punto di riferimento. Leggo periodicamente sul giornale come l'ospedale sia considerato il punto di riferimento per il subcontinente, dove vengono anche dalla Malesia, vengono dalla Thailandia, vengono dall'Arabia Saudita per farsi curare lì. Mi sembra un peccato che un'opera di questo genere e con questo impatto sociale reale abbia una visibilità per l'Italia, per Smile Again, per la cooperazione italiana in genere, finora limitato al paese in cui siamo e a parte del paese in cui siamo. Allora io immaginavo in una prossima fase che mi auguro poi possa essere inaugurata entro la fine dell'anno, che voi ritorniate qui, si organizzi un simposio, una conferenza conoscitiva e scientifica per far appunto non propagandare ma dare una risonanza che merita all'ospedale, rendere noto a un pubblico più vasto e ai decision makers qui, che peraltro sono ben al corrente dell'eccellenza assoluta di questo ospedale, di quanto l'Italia e quanto Smile Again abbia da offrire
in tutto questo. In questo campo, che qui è purtroppo un campo che ancora ha, ahimè, molti clienti, anche se il numero sta scendendo man mano che, come dire, c'è una consapevolezza sociale maggiore sulla inaccettabilità di questo fenomeno. Chiudo dicendo che sarebbe una bella cosa che a questa manifestazione pubblica di alto livello che vorremmo organizzare insieme venissero anche le autorità locali della regione e della provincia che hanno sostenuto così fortemente questo progetto. Quindi, al momento opportuno, faremo i passi giusti, i giusti inviti, augurandomi di vedere una forte presenza italiana che qui è sempre benvenuta e gradita. Grazie. Ecco, con questo si conclude un po' il discorso di Smile Again. Ha raggiunto l'obiettivo più importante, resta ancora il problema della violenza. Questo però dimostra che quando si vuol fare qualcosa si può, e quindi non bisogna mai mollare, nel senso che bisogna continuare, andare avanti per raggiungere gli obiettivi più normali, cioè quelli di avere una giusta uguaglianza tra uomo e donna, che la violenza non esista più, queste cose che in un paese civile credo siano d'obbligo. Vi ringrazio, ho finito, grazie. Dove ci sono? Stasera anche i cambi di location. Io direi che molto è già stato raccontato dalle immagini, ma molto c'è ancora da raccontare. Una cosa mi incuriosisce: lei ha parlato moltissime volte, ha citato la parola emozione nel vedere quello che è riuscito a realizzare. Però che emozione è stato, perché questa esperienza è arrivata nella sua vita probabilmente senza essere programmata molto prima. Che emozione è stato l'irrompere di questa esperienza e che cosa le ha portato? Beh, come tutte le cose di questo tipo credo che succeda molto casualmente, no? Infatti l'inizio è stato tra amici e amiche, e ovviamente, come succede spesso in Friuli, mentre si beveva un taglio. Sì. Insomma, da buoni risultati. Esatto, il taglio ha fatto, ma perché in Friuli il taglio, no? Si fanno gli affari, si parla di cose importanti, è molto comunicativo, poi si riescono a dire quelle cose che magari in altra sede non ce la fai, no? Però davanti a un taglio, insomma, si racconta un po' tutto. E così è successo con una mia amica, che poi una mia amica di Udine, una di Roma, che ci siamo trovati e parlando del più del meno è nato questa cosa. Poi la curiosità, e poi probabilmente anche per me era un momento idoneo, si vede che ero aperto, cioè io già lavoravo, ero già impegnato nel mio lavoro, ma forse non ero completamente soddisfatto, c'era uno spazio libero. E l'emozione di incontrare queste donne, perché insomma... Quella è stata una roba pazzesca, io non riuscivo a credere a quello che vedevo. Voi avete visto qui queste immagini, ma vedere direttamente queste ragazze, questi sguardi persi, è una roba indicibile, veramente. Anche perché
voi sapete che lì le donne ormai già nascono col problema, perché lì quando nasce una donna in Pakistan sono tutti disperate, perché la devono sistemare, devono preparare la dote, lì vorrebbero solo che nascessero maschi. E allora già nasce così, poi ha già una vita difficilissima perché non conta assolutamente nulla. La donna comanda soltanto all'interno delle 4 mura domestiche dove effettivamente svolge quello che è il suo principale ruolo, la mamma, la donna di casa, quelle cose lì, no? Finché un giorno magari arriva l'uomo con un'altra donna e dice bonde, adesso basta, vai via perché mi hai stancato, e lei prende e va via, cioè non conta. Lì dentro conta, cioè lei non può andare a lavorare se il marito non vuole, non può ereditare, non può niente, zero. Quindi potete capire che in una situazione di questa, che è normale, se dici ma le bambine che nascono, quelli che nascono, cosa desiderano di più al mondo? Dici cos'è il regalo più grande che possono avere dalla vita? Sposarsi e avere figli. E da lì la diabolicità della violenza. Per quello noi all'inizio dicevamo ma che strano in un paese dove con i sassi uccidono le donne e la lapidazione questi lanciano l'acido. Cioè, che cavolo vuol dire questa sublimazione? E questo è il motivo. Punire, fare male, ma lasciarle vive. Perché così riescono, sono da monito per tutte le altre, ed state attenti perché sennò vi succede anche a voi. Il monito, no? Lo sfregio lo conosciamo noi, no? E in questo quadro, anche inevitabilmente culturale, la vostra presenza, voi avete lavorato, si è visto, appoggiati dalle istituzioni, sì. Significa che comunque scardinate un sistema, però venite accolti a braccia aperte. E questo perché è successo? Lì veramente abbiamo avuto un grande intuito e la solita fortuna, perché voi capite, arrivare in Pakistan, se non sei ben accetto, ti mettono su un aereo, quando ti va bene ti rimandano a casa, altrimenti può succedere anche di peggio. Ma noi abbiamo giocato su una cosa: innanzitutto siamo andati lì dicendo che volevamo aiutare gratuitamente, non abbiamo mai chiesto nulla, volevamo aiutare queste donne. E poi ci siamo un po' paragonati, perché lì ci sono in Pakistan queste 2 classi sociali fondamentali, diciamo, ce n'è 2, i poveri e i ricchi. I poveri sono poveri, restano poveri, nascono muoiono poveri, e i ricchi viceversa, no? Perché sono quelli che poi diventano ministri, primi ministri. Benazir Bhutto, una donna, no? Strano, dici, ma come Benazir Bhutto? Eh sì, perché era ricca, no? Allora, i ricchi possono arrivare ovunque, fare qualsiasi cosa e i figli dei ricchi continueranno le loro generazioni a comandare e comunque a governare, mentre i poveri restano poveri. Quindi in questa differenza cosa volevo dire che poi mi sono dimenticato? Il fatto che comunque in questo quadro siete riusciti a avere l'appoggio delle istituzioni. I ricchi hanno un piccolo difetto, i ricchi là, poi non so se anche i ricchi qua, ma comunque i ricchi là si vogliono occidentalizzare, cioè loro si sentono come noi. Cioè, quando io parlavo con i benestanti, quelli, loro sono come noi, vieni qua, io ho lo champagne, ho il televisore a colori, non vi dico altre cose che avevano, e ho visto tutte queste cose, sono stato a contatto con queste persone ricchissime, no? Che stavano benissimo, quindi quando parli con loro, e quindi ovviamente i ministri, i primi ministri che ho incontrato i presidenti, ho incontrato tutti là, questi sono occidentali, quindi come fai tu che sei un occidentale che ha mentalità a vedere queste cose nel tuo paese? Allora loro l'hanno accettato. Cioè ci hanno aiutati per far vedere che loro sono dalla nostra parte, anche se esiste la Sharia, nei tribunali non si seguono le leggi, ma la Sharia che è la legge non scritta, quindi da una parte si comportano in un modo e dall'altra nell'altra, a seconda com'è. E noi abbiamo un po' sfruttato questa cosa, siamo stati fortunati in questo senso perché abbiamo avuto non solo aiuto, ci aiutavano in tutti i sensi, ma anche premiati. Io sono stato premiato da Musharraf, dal vecchio presidente, no? Musharraf, che era allora, e poi in seguito anche da altri per il nostro impegno sociale. Quindi questo sì, in effetti suona strano, no? Dici come tu vai lì, fai una cosa, il rischio c'era, però è andata bene.
L'ambasciatore ha usato più volte la parola consapevolezza, ecco, voi insomma siete lì da adesso un periodo, un lasso consistente di tempo. Questa consapevolezza, al di là degli strati benestanti della popolazione ricchi, sta crescendo, c'è un cambiamento culturale in tutta la popolazione? Assolutamente. A parte che noi abbiamo fatto delle cose bellissime, parlo ma molto rapidamente, abbiamo fatto il Teleton pakistano, vi verrà da ridere, ma l'abbiamo fatto con il primo ministro Aziz, che io ho fatto presentare, l'ho costretto a presentarsi alle TV, ma in modo sempre molto, ci sono dimostrati anche loro, quindi abbiamo fatto il Teleton, abbiamo portato le donne certificate operate da noi davanti alle TV, in modo che loro dichiarassero con notevole coraggio, devo riconoscere perché sono donne veramente, non so come definire, fortissime, che hanno dichiarato i nomi e i cognomi di chi le aveva violentate, queste qua, e poi ritornavano a casa, chissà cosa succedeva. Comunque, insomma, ne abbiamo fatte tante, ci siamo anche associati con altre associazioni che ovviamente portano avanti il problema della donna, della violenza, dell'eguaglianza e via dicendo. E questo ha spinto il governo, senz'altro abbiamo collaborato anche noi, perché l'italiano che arrivava lì dice ma è lo straniero, non ci sono stranieri, quindi arrivi tu lì e ti ascoltano di più, no? È molto più forte la tua voce. Senz'altro noi abbiamo contribuito a spingere il governo, che è successo in quegli anni lì, a deliberare una legge che punisce gli acidificatori con pene che vanno dai 7 anni all'ergastolo. E questo è un cambiamento sociale, cioè questo lo puoi considerare un cambiamento sociale, perché adesso questi qua quando vengono beccati, li hanno beccati qualche volta, si trovano a dover scontare una pena, oltre alla pena, diciamo, oltre alla galera, anche la pena economica e finanziaria, perché devono risarcire la donna che hanno. Quindi questo è senz'altro un grande cambiamento. Ora il problema è che in Pakistan non è che non ci sono le leggi, bisogna applicarle, c'è il problema della Sharia. Ci sono gli avvocati che stanno... Ecco, adesso le ragazze sono anche economicamente assistite hanno l'assistenza legale gratuita, insomma, ne abbiamo contribuito a questo, per cui loro vengono da noi operate e tutto, e poi chiediamo gentilmente di denunciare, no? Perché così si va avanti, se no rimaniamo sempre allo stesso punto, denunciano gli assalitori e quindi tutto il percorso legale, dalla denuncia, dalla querela fino alla fase finale del verdetto, viene assicurata l'assistenza economica, per cui loro sono anche in questo senso aiutati. Ecco, guardando un attimo più in là verso il futuro di Smile Again, io so che ne parlavamo prima, sì, il futuro. In via dei giovani. Sì, esatto. Adesso abbiamo fatto la strada, adesso lo percorreranno quelli più forti, più giovani, e avere la possibilità, secondo me, una possibilità di imparare dal punto di vista proprio strutturale, dal punto di vista della chirurgia, imparare in questo senso, ma imparare anche a vivere, cioè avere un incontro sociale, una realtà sociale completamente diversa dalla tua, credo che servano a crescere. Infatti già molti giovani sono venuti con me. Adesso stiamo preparando un progetto per far andare direttamente questi giovani a lavorare in questo ospedale, perché questo ospedale sta diventando anche un centro di richiamo a livello mondiale, perché arrivano professori dall'America, dalla Francia, dall'Inghilterra, che vanno proprio a parlare lì e si trovano per fare delle conferenze. Quindi sta diventando anche un centro culturale importante da questo punto di vista. Quindi la crescita è questo, il futuro di Smile Again è nei giovani. Ecco, un'ultima domanda, che effetto le ha fatto, appunto lei lavora in Pakistan, la notizia dell'acidificazione, come nel caso di Jessica Notaro qui nel nostro paese? Sì, mi ha fatto un po' paura, perché la paura è quella che stiamo un po', ci sono dei lati positivi e dei lati negativi nella generalizzazione delle cose, no? Per cui ha fatto un po' paura pensare che questa violenza così particolare arrivi anche dalle nostre parti. Sembra che comunque molte volte nasca proprio, cioè l'idea può venire anche a un occidentale, però nasce e viene eseguita solitamente da una mano che è già abituata a fare queste violenze,
o perlomeno che sa come si fanno queste violenze, perché ci vuole secondo me una mentalità un po' particolare, non credo che sia una cosa per tutti, ma quello che mi fa ancora più paura è che mentre lì è stata deliberata questa legge che punisce gli acidificatori con pene che vanno dai 7 anni all'ergastolo, ripeto, qui stiamo ancora parlando di violenza di primo grado, secondo grado, lesioni di primo grado, ma che lesioni di primo grado? Dobbiamo pensare, la magistratura deve fare un passino avanti, qui si parla di, possiamo parlare di femminicidio, comunque è senz'altro una violenza di genere, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè deve essere punita adeguatamente in modo che non succeda più. Non è omicidio, femminicidio, violenza di genere, la punizione deve essere pesante, determinata, senza alcun dubbio, non ci devono essere, altrimenti sarà sempre di più, perché se vedono che le cose così ti danno 3 anni, 2 anni, 5 anni, sono tutti a spasso, dopo no. Questa non è una violenza per uccidere, questa è una violenza di altro tipo dove l'uomo dimostra la sua predominanza sulla donna e lo dimostra in modo eclatante, quindi deve essere punita adeguatamente, quindi anche la magistratura deve fare i suoi passettini più avanti. Non possiamo che concordare. Allora, dovrebbe essere arrivata Jessica Notaro, che io invito qui sul palco insieme a noi. Scusate, ma col faretto... Benvenuta a Salamine a questa serata. Grazie per essere con noi. Non servirebbero presentazioni, comunque Jessica Notaro, appunto protagonista di questa serata, è stata alle finali di Miss Italia nel 2007. Una vita fa, vabbè, però insomma, gli anni passano. Esatto. Quindi una carriera nel mondo dello spettacolo, poi questo ritorno, no, a un sogno che era quello di fare l'istruttrice al Delfinario, un incontro che viene In chiamato. realtà l'incontro è venuto molto prima. Io successivamente poi ho iniziato a lavorare al Delfinario e lui l'ho incontrato, incredibile ma vero, sulla porta di casa mia. Dove quando succede anche questo. Sì. E su quella porta di casa tua, non quella, la casa poi dove siete andati a vivere insieme, c'è la notte, no? Il 10 gennaio del 2017 che segna inevitabilmente la tua vita. Sì, sì. Ecco, io partirei facendo un po' il cammino a ritroso. Tu hai fatto una scelta ben precisa, tu potevi decidere, scegliere di guarire in pace, no? Senza insomma raccontare la tua storia, invece tu hai scelto di documentare addirittura quello che ti stava accadendo, che è stato davvero pesante, un numero consistente di interventi. Ecco, perché? Allora, intanto perché ho sentito la necessità, una volta uscita dall'ospedale, di mostrarmi subito al mondo intero, perché dovevo rompere il ghiaccio, perché ovviamente immaginerete all'improvviso il non riconoscersi allo specchio, vedersi deformati è abbastanza impattante. Io faccio equitazione da tutta la vita, monto cavallo da una vita e mi hanno sempre detto: quando cadi da cavallo devi risalire subito, se no non lo fai più. E io ho fatto la stessa cosa, ho deciso di rompere il ghiaccio subito, sono uscita di casa, ovviamente la gente ancora non sapeva, cioè qualcuno aveva sentito nella mia città dell'accaduto, però non avevano collegato al mio volto, che poi insomma era in quelle condizioni. Quindi inizialmente vedevo un po' di panico, entravo nei ristoranti, la gente si girava anche preoccupata, non si capiva se fosse una malattia, che cosa fosse, vedevo che tenevano un po' le distanze, però ho deciso di continuare in quel modo e anzi sapevo che più ne avrei parlato più la cosa si sarebbe normalizzata e alla fine ho fatto bene, perché si è rivelata una buona medicina per me stessa, per guarire, perché la solidarietà della gente aiuta a guarire le ferite più in fretta. Quindi...
anche un risvolto che tu adesso stai diciamo marcando moltissimo, che è nei confronti delle altre donne, di chi può trovarsi in una situazione come la tua. Sì, io mi occupo di donne vittime di violenza praticamente da appena sono uscita dall'ospedale. Ho sentito questa esigenza sempre per dare un senso, diciamo, a quello che è successo, perché io penso che ogni cosa nella vita abbia un senso, anche se nei momenti di sofferenza è difficile trovarlo, però questo senso c'è, è una missione che ognuno di noi ha nella vita. Io ho trovato la mia, oggi sento di essere collocata esattamente nel posto dove dovevo stare, quindi se è servito sacrificare un volto per salvarne altri 100.000, ben venga. Sono contenta, insomma, di potermi rendere utile. Questo ti fa grandissimo, grandissimo onore. Ecco, in questo lavoro che fai, no? Per anche creare consapevolezza nelle donne, c'è un momento, ho letto alcune interviste che hai rilasciato, per te è stato un grandissimo amore, no? Quello che ti ha portato fino qua. Sì, ad oggi, cioè, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della tua relazione con ok, ad oggi secondo me non si trattava di amore, cioè bisogna distinguere l'amore dall'ossessione. Perché? Perché l'amore è quella cosa che ci fa mantenere quel sorriso da ebeti, qualsiasi cosa succeda, no? Abbiamo le farfalle nello stomaco e stiamo bene, proviamo una sensazione positiva, mentre invece in quel contesto siamo vittime di una dipendenza affettiva. Cosa significa? Che è un po' come le vittime di sostanze stupefacenti, no? Nel senso, loro sanno perfettamente che la droga fa male, che li porterà alla morte, ma loro hanno bisogno della loro dose giornaliera, se no non riescono, si sentono morire. La stessa cosa succede alle donne vittime di violenza, instaurano questo rapporto malato, no? E indissolubile che si crea tra vittima e uomo maltrattante, e nonostante stiano molto male non riescono a farne a meno. È molto difficile da comprendere finché non ci si passa. Io prima di subire tutto questo, francamente, io ho sempre avuto un carattere forte, quindi ho sempre detto: ma che problemi hanno queste donne che si lasciano mettere i piedi in testa dagli uomini, no? Io non ho mai avuto questi problemi prima d'ora. Poi però passandoci ho capito che cioè, mi si è aperto un mondo. E come si scivola lì dentro? Perché c'è un momento in cui ti rendi conto che sei finita lì dentro. Sì, quando te ne rendi conto è già troppo tardi. Sono step by step. In un primo momento, intanto diciamo che stiamo parlando di manipolatori affettivi, tendenzialmente rispondono ad un carattere ben definito e una particolarità ben definita, che è il disturbo narcisistico della personalità. Quindi abbiamo a che fare con uomini apparentemente, o donne, attenzione, perché io non difendo necessariamente le donne, mi capita di avere di assistere anche uomini vittime di violenza psicologica. Quindi abbiamo a che fare con il manipolatore affettivo, che è una persona apparentemente molto sicura di sé, che in realtà si cela dietro a questa parvenza di grande uomo, quando invece nasconde una profonda insicurezza, dei profondi complessi di inferiorità, che probabilmente arrivano da qualche lacuna, qualche sofferenza data dall'adolescenza, dall'infanzia, no? E queste persone in un primo momento ci fanno il lavaggio del cervello, sono abili manipolatori, se no saremmo tutte matte a cadere nelle grinfie di queste persone, no? Quindi questi sono molto bravi a vendersi, si lasciano accudire anche molto bene. Noi donne che abbiamo la sindrome della croce rossina ci caschiamo in pieno. Poi ad un certo punto tirano giù la maschera e dentro di noi inizia una sorta di conflitto. Cioè, chi è questa persona che ho davanti? Perché improvvisamente è diventata così? Ho sbagliato qualcosa io, no?
Io che sono una persona empatica mi metto in discussione, l'altra persona ovviamente non lo fa. Anzi, tendenzialmente stiamo parlando di persone che non sono in grado di instaurare relazioni sane col prossimo, ma sanno perfettamente che la vittima che hanno scelto a cui succhiare l'energia è una persona assolutamente empatica e farà leva tutto il tempo sui sensi di colpa di questa persona. Quindi improvvisamente ci sentiremo dire che se la relazione va male o qualsiasi altra cosa succede è colpa nostra, perché non siamo abbastanza belle, non siamo abbastanza brave, non facciamo mai abbastanza per la relazione, quindi noi ovviamente ci mettiamo in discussione e ogni qualvolta lo facciamo e chiediamo scusa anche se sentiamo di avere ragione pur di fare pace, la persona rafforza questo meccanismo malato. È un cane che si morde la coda, no? Ad un certo punto arriva il momento, a metà della relazione, in cui magari, non so, c'è un tradimento, ci sono le mani addosso, qualche cosa di grave, in cui ci rendiamo conto che forse è il caso di fare un passo indietro, e il manipolatore torna esattamente come era all'inizio. Quindi un vero e proprio stratega. E sfoggia quelle armi che ha utilizzato all'inizio per conquistarci, e a quel punto noi diciamo, ma allora... è una cosa o un'altra. Allora lui è quello che io ho conosciuto all'inizio, allora non lo posso lasciare adesso che è esattamente come lo volevo io, non posso lasciarlo. Così andiamo a rafforzare ulteriormente il meccanismo affinché poi si arriva allo sfacelo. Io quella volta mi decisi insomma di abbandonare la relazione perché non ne potevo più. Io gli ho detto, mi aveva anche chiesto di sposarlo. Io gli ho detto, tu ti vedi felice con me tra qualche anno? Io no. Gli ho borbottato qualcosa, lui non riusciva a prendere una decisione, e l'ho presa io, e probabilmente lui pensava si trattasse di una decisione, di una presa di posizione passeggera. Io invece gli ho sempre detto, guarda, io ci metto tanto tempo per prendere una posizione perché ci penso tanto, ci rifletto tanto sopra, però quando la prendo non c'è niente che mi faccia tornare indietro. E lui questo non l'aveva capito bene e pensava, era abituato ad avere tutte le donne ai suoi piedi e non ha accettato il no. Mi ha fatto 8 mesi di stalking fino a che poi mi ha tirato l'acido. Perché c'è anche questo aspetto, no? L'acido è il culmine di quello che ti è accaduto, sì. Però anche gli 8 mesi di stalking sono qualcosa sono di snervanti. pesantissimo. È una cosa che ti succhia via l'anima, cioè io non ho mai pensato al suicidio, ma ho iniziato a capire le persone che arrivano al punto di suicidarsi, perché ti toglie l'energia, la voglia di vivere. Guarda, forse è peggio quello, oso dire, dell'acido finale, cioè l'acido finale ti fa un danno grosso a livello fisico, ovviamente potessimo evitarlo, sarebbe molto meglio. Però è solamente il culmine, cioè lo stalking è qualcosa di terrificante, questa sensazione di essere costantemente spiati. Lui mi prendeva, pensa, i minuti che io impiegavo dal lavoro a casa, tutti i giorni. Quindi io facevo tutto il tragitto con l'angoscia, 50.000 chiamate, messaggi, appostamenti fuori da casa ovviamente. E in un primo momento se l'è presa con tutti gli esseri maschili, il genere maschile che mi giravano attorno, colleghi di lavoro, amici eccetera, e loro per fortuna mi sono stati molto vicino, quindi non si sono arresi, mi hanno comunque aiutata. A quel punto dall'aggredire terze persone è passato al se non torni con me mi tolgo la vita. Però una persona che usa cioè, perché il concetto è questo, molti dicono chi si vuole togliere la vita non lo annuncia. No, non è sempre così, qualcuno lo annuncia, però non lo annuncia sotto forma di ricatto. Questo è un ricatto bello e buono, cioè io senza di te non vivo e quindi mi tolgo la vita. È un ricatto puro, è una persona che si esprime in questo modo di sicuro non ci ama, impossibile, categorico. Quindi una volta che anche quel modo di attirare l'attenzione non ha funzionato, è passato il terzo step che è me la prendo con te, quindi prima con tutti gli altri, poi con me stesso e alla fine con te.
Hai fatto riferimento a chi ti stava attorno, amici, colleghi, eccetera. Di solito c'è anche un cercare, no, da parte del manipolatore isolare la vittima. Sì, isolare la vittima. Assolutamente. La criminologa che verrà l'ultima serata, l'ho intervistata, e ha usato, dopo aver preso la fiducia, inizia a ritagliare la persona, perché È assolutamente vero. Sì. l'hai vissuto anche tu? Assolutamente sì. È più facile per una persona annientarti dopo averti isolata, no? E sì, lui ci ha provato, non ci è riuscito con me perché per fortuna avevo tante persone che mi volevano bene, però sì, ci ha provato. Raccontava in giro che io ero pazza, che ero io a perseguitarlo, dai, solite cose, sentite e strasentite. Quando tu sei entrata, il dottor Lo Sasso faceva riferimento alla legge. Tu hai vissuto anche lo stalking. C'è un passaggio della tua intervista dove tu dici: io non mi sentivo sicura nemmeno in tribunale. No. Perché? Perché la Corte secondo me è stata eccessivamente garantista nei confronti dell'imputato. Potrei dirne un mondo di più, qui mi fermo perché insomma sono quelle cose che se poi vanno sui giornali apriamo un altro dibattito gigantesco, però sì, è così ha molti più diritti l'imputato rispetto alla vittima. Anche solo pensiamo al diritto di intervenire quando vuole, la vittima non può, l'imputato sì. L'imputato ha la possibilità di mentire durante il processo, durante la sua interrogazione, e la vittima no, deve sempre dire la verità. L'imputato può alzare la mano e dire, fare il cattivo e buono tempo come gli pare e piace, la vittima no. Io addirittura andavo in tribunale scortata e all'ultima udienza ero scortata da un maresciallo che mi ha assistita durante la mia vicenda di stalking, a lui stava antipatico e lui ha alzato la mano e ha detto ai suoi avvocati di farmelo uscire. Il giudice ha dovuto far uscire il maresciallo che mi scortava, nonostante fosse lì composto. Ci rendiamo conto? Allucinante. Ecco, imbarazzante. Insomma, se non era la Sharia là, non mi viene da pensare che ci sia una Sharia anche qua. Anche qua, sicuramente un... No, No, decisamente... Oltre al danno pure la beffa, sì, capito? Sì, certo. Infatti io questa cosa la sto portando avanti, forse ha ragione lei a dire di non allargarsi troppo per ci troviamo un bigliettino a casa che ti invitano, ma in effetti io penso che siamo un po' indietro con le leggi qui, soprattutto per quanto riguarda questo tipo di violenza, forse perché è nuova, e allora gli diamo la scusa che è nuova, però non posso pensare che le persone colte non riescano a capire che differenza c'è tra questa violenza e un altro tipo di violenza, cioè quelle che vengono definite, come dicevamo prima, lesioni di primo, secondo, terzo grado. Cioè sono cose completamente diverse. Queste hanno uno scopo ben preciso: distruggere una persona in tutti i modi, ma lasciandola per poter continuare nel loro intento a farla soffrire. A marcare il territorio. È una cosa diabolica, penso che sia il termine giusto, per cui deve essere punita adeguatamente, e purtroppo non ci sono. Ma soprattutto io quello che insisto a dire, ripeto nel tempo, che queste persone dovrebbero ricevere una pena in base a quelle che sono le loro intenzioni, puniti per le loro intenzioni, non effettivamente per la riuscita. Certo, perché è come quando una persona tenta di ucciderne un'altra e prende il tentato omicidio. A me fa ridere, scusate, ha una mira cattiva, manca il bersaglio e prende un tentato omicidio. In questo caso Tavares poteva accecarmi del tutto, poteva sfigurarmi molto peggio di così, poteva uccidermi perché l'acido mi è andato in bocca. Io penso di aver pure ingoiato qualche cosa, perché poi mi hanno detto che sì, io avevo tutta la lingua bruciata e le pareti interne della bocca. Ok, mi hanno fatto la perizia, escluso il pericolo di morte, ma
Certo, perché io sono stata veloce, ho saputo comportarmi, ho sputato prontamente l'acido, perché ho deciso con gli occhi, io quando ci ripenso, siccome io mi aspettavo questa aggressione, io che cosa ho fatto quella sera? Tu ti aspettavi questa ecco. aggressione? Per la paura, perché io ho pensato, chiudo l'occhio, sbatto le palpebre e il liquido va dietro la retina e dopo è recuperabile. Quindi io non battevo le palpebre. Io non so come ho fatto ad oggi, penso di essere miracolata, non battevo le palpebre. Oggi ho un occhio che stiamo curando, ci vuole del tempo, adesso il 16 me lo apriranno perché ho le palpebre cucite, vedranno che si può fare, però è un occhio che ha una speranza, cioè quantomeno strutturalmente è vivo, poi per la funzionalità e riprendere a vedere dovremo lavorarci, però è vivo. Quell'occhio lì, Sì, ho già fatto due trapianti parziali perché stava mollando. Sì, è stata una fortuna perché io con la prima invece bruciato completamente non abbiamo recuperato gli occhi. Ecco, quindi questo per dire, è inutile, io quando sento gli avvocati di Tavares che in appello presentano al giudice una foto mia al mare scattata dai paparazzi che riprende il lato B e dicono richiediamo una perizia medica per la Notaro perché in definitiva è guarita in fretta. Punto numero 1, l'acido me l'ha tirato in faccia. Secondo, di cosa stiamo parlando? Io guarisco in fretta perché ci sono gli italiani che mi hanno fatto una marea di donazioni il primo anno e mi hanno sostenuta e psicologicamente, che è la cosa più importante, a livello economico, che è fondamentale. Ho avuto i migliori dottori, ho avuto le persone che mi hanno amato e grazie al loro amore sono riuscita a reagire, a farmi forza e a prendere la questione di petto senza abbattermi. Per questo io sto guarendo in fretta, non perché Tavares sia stato delicato. Tavares deve pagare per il suo gesto e la sua intenzione. Anche perché quello che hai raccontato, cioè il fatto che tu ti aspettavi una cosa del genere, tanto da sapere come reagire, vuol dire veramente aver vissuto nell'incubo. Dall'auto a dentro casa con un casco integrale in testa la sera. Io avevo il casco in macchina, sì. Solo che poi a un certo punto mi sono rilassato, ho smesso perché non potevo girare col casco tutta la vita, lui è stato più furbo lì. La quiete prima della tempesta, non è stato bravo per un po' e mi ha aggredita quando mi sono rilassata. Infatti quello che consiglio alle donne oggi: non rilassarsi, non rilassatevi, specialmente quando lui si calma. Non ho capito una cosa, ma perché andava con il casco? Cioè sapeva, c'era stato un qualcosa perché mi che aveva lui detto ti rovinerò la vita senza toccarti con un dito. Ecco. Non era la prima volta che lo sentivo parlare di acido, avevo addirittura al delfinario, avevo parlato con il mio collega che faceva le pulizie di filtri e gli ho detto ascolta, se mi tira l'acido che cosa devo fare? Subito acqua. No, lui mi ha detto esiste un tipo di acido che se tu ci butti sopra l'acqua ti scioglie, quindi io nel dubbio, se hai il pronto soccorso vicino, non rischierei andare al pronto soccorso. Io ho fatto così. Poi col senno di poi è chiaro, i dottori mi dicono sarebbe stato meglio sciacquarsi, io vedo che oggi la cosa migliore è sempre l'acqua, comunque è difficile trovare quell'acido in commercio, di solito usano quelli più comodi, l'acido solforico. Lui l'ha preso al supermercato. Esatto, sì. Allora è acido solforico, sì. Allora lì ho una base oppure l'acqua va sempre bene, sì. Noi in Pakistan diciamo così, ma là manca anche l'acqua. Senti, guardiamo anche tu hai già parlato molto di lati positivi, che ti è stato vicino, gli italiani, eccetera, anche una certa rivincita. Tu hai fatto Ballando con le stelle e a un certo punto hai detto mi piacerebbe tanto che mi vedesse dalla prigione, perché significa far vincere comunque il bene, la vita, certo, la tua forza. forza. Dice a priori, è lui che lo deve capire, che alla fine quello che ha fatto gli è tornato indietro come un boomerang. Il karma esiste, te lo confermo, al 100%. È come viaggia veloce, mai avrei detto. Questo è quello che vorremmo noi sentire noi abbiamo lì, vedi l'Iram, che è la nostra icona, è una ragazza che ha reagito allo stesso modo suo, è una ragazza che sta studiando, che vuole continuare a studiare, noi la stiamo aiutando anche ad andare avanti nel suo percorso di università,
E devo dire che veramente dà delle soddisfazioni fantastiche, perché niente, è venuta fuori da tutto in un modo eccezionale. Sono donne forti loro, come donna forte lei, ma senz'altro questo è il modo migliore per reagire, per superare non solo il problema, ma per far vedere agli altri che non ti hanno distrutta, che è quello che volevano, no? Distruggerti in tutto, psicologicamente. Cioè, arriva un momento in cui, uscita dall'ospedale, si abbassano un attimo i riflettori. In che senso? Quando siamo all'ospedale tutti ci vengono a trovare preoccupati, no? Quindi ti tieni un attimo attivo, poi quando arrivi a casa rimani tu con i tuoi 3-4 amici, familiari. Ovviamente non hai le visite giornaliere come succedeva all'ospedale, quindi hai più tempo per pensare. In più non sei accudito dai dottori, no? Devi fare tutto da solo, le terapie, subire un'ustione del genere è un problema a livello funzionale mostruoso. Cioè, io ho passato un anno l'inferno. Se Tavares avesse passato un giorno, solo 24 ore di quello che ho passato io, penso che col suo carattere non avrebbe retto, si sarebbe sparato. Comunque, questo è per dire che arriva un momento in cui cedi e dici cavolo, ti viene da batterti e lasciar perdere tutto, no? Poi però io quando mi è successo ho pensato, se io mollo la do vinta a lui, quindi diventa una questione di principio. Io a lui non la posso dare vinta, quindi reagisco, tanto prima o poi uscirà il sole. Infatti eccoci qua oggi. Esatto, bravo. Bravissimo. Tu reagisci non solo contro di lui, ma reagisci anche quello che sta succedendo in questo periodo sempre di più, no? Perché la violenza si moltiplica anche sul web. Tu sei stata attaccata, anche altre donne sono state attaccate e tu hai denunciato. Sì, in varie occasioni. Questo è importante anche dal punto di vista appunto del web, di quello che si vive oggi. Io ho capito che certa gente va smascherata, assolutamente. Senza pietà, ognuno si deve assumere la responsabilità di ciò che dice e quindi bisogna denunciare immediatamente, senza pensarci. Io ho fatto una cosa, tutti quegli insulti che mi sono arrivati pesanti perché ho lavorato con gli animali in cattività. Che anche questo. Sì, mi sono sentita dire delle cose inaudite, tipo Jessica Notaro si è meritata l'acido in faccia perché, vabbè. E tante altre cose che non posso ripetere adesso. Ma che possiamo immaginare. Ma che potete, basta andare su Google, c'è tutto documentato, però non è carino ripeterlo. Io ho fatto una cosa, ho chiesto soldi a queste persone, ma per evitare che dicessero ah no, sai, vedi, la Notaro adesso si arricchisce, che comunque sarebbe stato fantastico, devo dire, denunciarmi e farmi dare i soldi. Ho detto, sapete cosa c'è? Visto che siete così animalisti, adesso anziché dare i soldi a me, voi mandate i soldi che dovreste a me in quel canile lì, nell'altra associazione di là che tutela gli animali per strada, raccolti dalla strada. Quando mandate al mio avvocato la ricevuta del pagamento, allora io faccio decadere la denuncia. Quindi improvvisamente adesso stanno facendo tutti qualcosa di buono, stanno lavorando per la società, un mondo migliore. Senti, prima di lasciare lo spazio alle domande anche da parte del pubblico, una domanda che ci viene naturale, non ti vediamo qua sorridente, forte, eccetera, però oggi tu hai detto qualcosa prima, no, su quello che ti aspetta. Tu oggi come stai? Che cammino hai ancora davanti? Allora, oggi come giornata o oggi come periodo? In generale, si può dirci anche oggi come periodo? Oggi sono no. Giornate un po' no, tanto avrete visto sui social, ho perso un grande punto di riferimento l'altro ieri che è grave lutto. La mia nonna, sì, che guarda, forse è la prima donna nella mia vita che mi ha insegnato veramente cos'è la dignità, il sudarsi le cose, il guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, nonostante la sofferenza e le difficoltà. Però a parte questo, sono abbastanza felice della mia vita perché ho capito che ne succederanno sempre di tutti i colori, perché tanto la vita è così, è fatta di alti e bassi, però l'importante
e trovare un equilibrio dentro che ci faccia essere felici nonostante tutto, nonostante questi alti e bassi, perché se basiamo la nostra felicità su come procede la nostra vita non saremo mai felici, perché ognuno di noi ha i propri problemi. E invece la felicità è uno stato d'animo che viene da dentro e che ci fa affrontare diversamente i problemi che ci si presentano giornalmente. Bene. Ci ho messo un po' a capirlo, adesso Beh, insomma. ho tirato quelle 2 o 3 parolacce, però dai, ci sono arrivata. È il momento, si vede, come hai detto prima, si vede che era il momento giusto. Allora, non so se ci sono domande dal pubblico, se qualcuno vuole intervenire con domande a insomma, entrambi i nostri ospiti, oppure se proprio il torno sasso. Il tuo ragazzo, il suo ragazzo, di che origine è? Sì, Diana Cimabò. Di che origine è? Scusa, perché ho letto ma non è... L'ex ragazzo, Capoverde. Ah, Sì, Capoverde. Aveva a che fare con qualche religione, qualcosa? No, sono cattolici e sicuramente c'è una concezione lì per trattare la donna un po' differente. Anche se devo dire che io già ero stata a Capoverde anni prima, io ho amiche capoverdiane che mi raccontano che quando l'uomo a Capoverde tradisce, la donna gli caccia il veleno per topi nella minestra. Esatto, sono stato a Boa Vista e ho saputo questa cosa qua. Esatto, quindi o è una sorta di rivendicazione. No, allora, in realtà tutto il mondo è paese, nel senso che basti pensare a Lucia Annibali, il suo aguzzino è un avvocato famosissimo del foro di Rimini, quindi anche appartenente ad un ceto sociale elevato. Di recente è stato sfregiato Giuseppe Morgante, quel ragazzo che insomma frequentava questa ragazza italiana che insomma... L'Annibali però io l'ho incontrata, mi sembra che il fidanzato, l'uomo che aveva, si è fatto, ha avuto c'era un mandante, sì, due ragazzi musulmano. No, perché volevo vedere se c'era una congiunzione di cose. No, allora purtroppo io mi accorgo oggi che seguendo centinaia di questi casi personalmente, che non è un problema culturale, cioè questo problema non appartiene ad un ceto sociale medio, basso, elevato, è un problema di tutti, della società intera, anzi devo dire che tendenzialmente gran parte dei manipolatori si nascondono dietro a ruoli particolarmente importanti nella società, cioè sono persone che probabilmente hanno un desiderio di rivalsa già da ragazzini e che quindi scelgono di fare un lavoro che dia loro la possibilità di mantenere il controllo della situazione professionalmente, umanamente. E adesso, per carità, con tutto il rispetto per le forze dell'ordine, che la maggior parte grazie al cielo fanno bene il loro lavoro, però a me sono capitati degli uomini maltrattanti in queste situazioni, appartenenti all'arma dei carabinieri piuttosto che polizia eccetera, e in quei casi diventa ancora più difficile riuscire a dare una mano a queste vittime, perché abbiamo le mani legate e questo è un bel problema. Paradossalmente è molto più semplice con un Tavares della situazione, il mio ex, quello che mi ha aggredito, molto più semplice con un soggetto del genere che non ha né arte né parte. Sì, no, perché visto che questa costume, questa brutalità nasce da paesi asiatici. Questo sicuramente è un pensiero che è venuto di moda qua adesso. Perché ho avuto anche donne africane che hanno subito la violenza dell'uomo, quindi non solo dall'Asia, non solo dall'Africa. Certo. Cercare di capire com'è arrivata qua, sì, dice no, globalizzazione, i pro e i contro di questo che ci diceva prima. Però vedere se c'era un filo conduttore, no, magari uno vede che è una figata, fare quella roba lì e la fa, insomma. Solo che se lui vuole fare una figata deve sapere che dopo c'è una bastonata di quelle terribili, perché l'unico modo
visto che qua di cultura non è che si possa parlare, no? Torniamo, perché in quei paesi magari con la cultura riescono a capire che le cose devono cambiare, ma qui li puoi solo che punire, insomma, no? Però la punizione deve essere, come dicevamo esemplare, vero, anche se, ahimè, vi dico una cosa, l'uomo che arriva a compiere un gesto simile, o la donna che arriva, perché ultimamente sono anche tante donne, su altre donne per invidia, che utilizzano questa pratica, Sì. e la persona che arriva a compiere un gesto simile, quando lo fa, non pensa a quanti anni si prenderà, perché è convinto di farla franca. Quindi a me piace più che parlare di certezza della pena, parlare di prevenzione. Prevenzione in che senso? Non solo sensibilizzazione, quello che facciamo è tutto giusto, ma non basta. Parlare di prevenzione, dare la possibilità a queste persone che denunciano di essere tutelate dopo la denuncia. Certo, esatto, questa è una cosa che manca. In questo momento lo Stato non dà alle forze dell'ordine gli strumenti per poter tutelare queste donne. Ci sono milioni di misure cautelari, cose varie che fini a se stesse non servono a nulla, perché se non c'è un braccialetto elettronico che controlla effettivamente se lo stalker sta distante dalla vittima, stiamo parlando del nulla. Io in questi giorni sto assistendo una ragazza che vive questo problema, quest'uomo le ha fatto delle cose raccapriccianti, ok? È stato arrestato, messo agli arresti domiciliari, è stato liberato per mancanza di prove, perché è troppo furbo, è un abilissimo manipolatore, e adesso la morale è che casualmente lui capita sempre dove lei, nonostante ci sia una misura, una distanza che dice che ci debba stare 1 chilometro tra di loro. Bene, l'abbiamo già segnalato più volte e anche i miei avvocati che assistono questa ragazza dicono: Jessica, purtroppo senza delle prove reali che tutto ciò sia avvenuto volutamente, il GIP non lo arresterà. Sì. Quindi sono già 3 volte che per quel che mi riguarda non è più un caso, perché la prima volta un caso, il secondo un caso, la terza non è più un caso. Okay? E poi è chiaro che si annida qui la paura di chi denuncia, cioè uno prima di denunciare ci pensa. Certo, è inutile che facciamo campagne e campagne in televisione dicendo donne denunciate. Come faccio io? Io continuo a dirlo perché, attenzione, innanzitutto perché denunciare non significa solamente andare dalle forze dell'ordine a denunciare, ma significa parlarne. Perché questi individui devono essere smascherati. Se voi non ne parlate e lasciate il problema così all'interno delle mura di casa, non riceverete mai l'aiuto che vi serve e da soli non se ne esce. Quindi bisogna senza vergogna parlarne il più possibile, perché è questo che temono i manipolatori, l'essere smascherati. Loro odiano, non c'è cosa che gli fa più paura che l'essere smascherati. Quindi in primis bisogna parlarne tantissimo senza vergogna, perché se c'è qualcuno che si deve vergognare sono loro, punto primo. Seconda cosa, perché denunciare è meglio dal punto di vista legale, perché qualora dovesse succedere qualcosa voi vi troverete nell'aula di un tribunale sentendovi dire dagli avvocati dell'imputato: ah, la signorina però non aveva denunciato, come mai? Io avevo una pila di denunce così e nonostante ciò tutto ha preso una piega in tribunale, è quasi come se l'acido io me lo fossi tirato da sola. E questo lo posso dire, scrivetelo pure, non mi interessa. Quindi questo è il tema, però io sto dicendo, non posso io, quando so che una situazione è particolarmente a rischio, dire alla ragazza sì, vallo a denunciare subito. No, io prima mi assicuro di darle la tutela giusta, poi la faccio denunciare, dopo averla messa in protezione. Prima no. Quella è una grandissima responsabilità che io non mi sento di assumermi se non sono sicura al 100% che la ragazza non sia a rischio. Per questo motivo ora sto fondando un'associazione, mi sono decisa dopo 3 anni, perché al giorno d'oggi molti fondano le associazioni così, no? Anche questo va un po' di moda, e tutti mi dicevano: dai, perché non fai la tua associazione? Io rispondevo: perché non ho ancora trovato cosa effettivamente manca in questo lavoro qua. Oggi l'ho capito, quello che manca è scortare le donne come i pentiti.
Chi lo fa? Lo fa l'investigatore privato. Io l'ho provato prima su di me perché l'incubo non è finito qui e ogni tanto ancora sono soggetta a minacce, ma perché ovviamente esponendomi, aiutando delle persone, poi i loro stalker di conseguenza mi vedono come un ostacolo, quindi ho dovuto tutelarmi e io ho capito che quello che fa paura a queste persone è sentirsi lo stesso fiato sul collo che loro fanno sentire a noi. Quindi, ipoteticamente, se qui in mezzo, come è già successo, ci fosse una persona che è venuta apposta per aspettarmi di fuori e darmi noia, lui non sa che qua fuori ci sono 4 uomini pronti a intervenire. Questo è quello che deve avvertire la persona che insegue la vittima. Cioè deve avere questo stato d'ansia che in realtà lui crea a lei, perché lo stalking fa ammalare. Io ho capito questo, fa veramente ammalare. Io mi ricordo in quel periodo ho registrato, cioè praticamente avevo la residenza in pronto soccorso, perché era l'unico posto dove mi sentivo veramente sicura, quindi secondo me ogni volta mi veniva una crisi di panico, scattava come nell'immediato, Dio, devo andare in quel posto là per rifugiarmi. E io stavo bene solo al pronto soccorso, non stavo più bene manco a casa mia. Quindi dicevo, l'investigatore privato ha gli strumenti per poter stare dietro alla vittima e al persecutore, per verificare se le distanze, le misure cautelari vengono rispettate, comunicare tempestivamente, attenzione perché è un lavoro di squadra, con le forze dell'ordine e raccogliere quelle prove che tante volte purtroppo non si riescono a raccogliere. Inoltre la ragazza in questione o il ragazzo in questione vittima si sentirebbero molto meno sole e affronterebbero questo problema non con più sicurezza, non con questo stato d'ansia, perché è vero, grazie al cielo esistono anche le case protette, Dio le benedica, Dio benedica le persone che ci lavorano dentro, però vi rendete conto che per una persona che viene stalkerizzata prendere su tutta la sua roba, specialmente se ci sono dei figli, e andare via da casa propria è dura? Io avrei dovuto farlo quella volta, probabilmente era l'unica soluzione per evitare tutto questo, però io non me la sono sentita. Che dicevo, possibile, io non sono in difetto, io non ho fatto nulla, perché io devo lasciare casa mia? Perché devo allontanarmi dal mio lavoro e lasciare mia madre qua? Perché? Nonostante ciò, sarebbe stata la soluzione migliore. Quindi io voglio evitare quello step lì. Vorrei riuscire a garantire a queste persone nella fase post denuncia una tutela da parte delle agenzie investigative in collaborazione con le forze dell'ordine. Ci stiamo lavorando, per fortuna il progetto entusiasma parecchia gente e niente, spero a breve di riuscire a ufficializzare il tutto. Bene, intanto un annuncio entro e l'anno dopo nuovo, diciamo così. Ok, e quindi poi vedremo. Domande, interventi? Siete in tanti, non siate timidi. Denunciate. Qua, poi davanti. Ciao. Ciao. Allora, dicevi prima che queste persone, hai citato narcisisti, in realtà sappiamo che tutte le persone che hanno disturbi della personalità poi possono potenzialmente arrivare a fare queste cose tremende, no? Sì. Accennavi al fatto che hanno avuto dei disturbi chiaramente nell'infanzia, prevalentemente sappiamo un rapporto distorto con i genitori, con la madre in particolare. Ma sappiamo anche che di solito chi cade vittima di questi manipolatori a sua volta mediamente instaura un rapporto di codipendenza con loro, perché anche le donne, no, purtroppo da bambine hanno, ecco. Assolutamente. Allora io mi chiedo, in base alla tua esperienza, anche io lavoro con le donne, per le donne di violenze purtroppo ne ho viste con i miei occhi e so un pochino come gira, no? Però mi chiedo una cosa, tu senz'altro hai più esperienza in questo senso rispetto a me. Secondo te, in base alla tua esperienza, c'è sempre e costantemente un rapporto di codipendenza
o può capitare potenzialmente a chiunque di entrare in contatto con queste persone, di lasciarsi manipolare magari, che ne so, in un determinato periodo della vita, in seguito a una separazione, a un lutto, a un momento di grave difficoltà. Perché tu, una cosa che mi ha colpito, hai detto: io ho un carattere molto forte, sono empatica, sono... Io infatti il mio problema non è stato, io ho avuto una famiglia meravigliosa, però venivo dalla morte di mio padre e 8 mesi dopo la morte di mio fratello. Mi era mancato il punto di riferimento maschile. Perfetto. In famiglia, mi sentivo persa e lui è entrato nella mia vita nel momento in cui ero più debole in assoluto. Ok, ti ringrazio. Sì. Buonasera, al dottor Lo Sasso volevo chiedere se è difficile curare le cicatrici esterne, quanto è difficile poi curare la parte interna di queste donne. Beh, certo, di solito si cerca di partire dalla parte interna. Io all'inizio mi sono trovato in difficoltà in Pakistan proprio perché lì succede che ci sono queste classi sociali, i poverini non hanno la possibilità di studiare, quindi si esprimono solo in Urdu, quindi l'Urdu è veramente Urdu. Per me era Urdu capirlo veramente, però alla fine con i gesti, con le cose siamo riusciti a capirci. Non c'è nessun atto chirurgico che possa dare soddisfazione sia all'operatore che a chi lo subisce o lo riceve se non c'è empatia. Cioè bisogna sempre cercare io credo che sia successo anche a te, a lei, che deve nascere qualcosa bisogna andare d'accordo col tuo operatore, devi capire cosa sta facendo, devi parlare con lui. Quindi la difficoltà veniva superata dopo che si riusciva a instaurare un certo rapporto con queste giovanissime ragazze, no? Dopo venivano operate e io ricordo una in particolare che era praticamente a 13 anni ha subito la violenza dell'acidificazione ed è rimasta praticamente col collo attaccato, col mento attaccato allo sterno e le braccia piegate su se stessa. E il giorno che l'abbiamo operata dopo, questo poi c'è nel racconto anche di questo libro, adesso mi faccio anche pubblicità, questo libro che abbiamo appena scritto, che parla proprio dei 15 anni che ho fatto in Pakistan e con tutti questi particolari. Beh, questa mi ricordo in particolare che non avevo avuto la possibilità di parlarne, però prima di operarla sono andato più volte vicino a cercare di spiegarle in qualche modo, di farle capire com'era l'intervento. Lei mi guardava con questi occhi incredibili, lei non riusciva a capire cosa stava veramente succedendo. C'era qualcuno che veramente si stava occupando di lei, perché era stata ovviamente abbandonata. L'intervento è durato parecchio, penso che siamo stati 6 ore. E il giorno dopo ovviamente lei stava poco bene, ovviamente dopo un intervento del genere, e sono andato a trovarla. E potete immaginare, avevamo aperto le braccia, ovviamente sollevato il collo, quindi lei era in questa posizione, distesa nel letto, poverina, e appena mi ha visto entrare nella stanza mi ha riconosciuto e si è tirata su. E dite: oh Madonna, che è una stupidaggine. No, riuscire a farlo dopo l'intervento che aveva subito è incredibile. Era nata, c'era l'empatia. Quindi queste ragazze che poi devono subire più interventi, perché sono una media, io la prima abbiamo fatto una media di 15 interventi, vuol dire che ne può fare anche 30. Perché? Perché ricostruire un naso o l'occhio non è soltanto mettere a posto le narici, ma la funzionalità. Devi pensare prima alla funzionalità. L'occhio, per metterlo a posto, devi pensare che deve vedere prima di tutto, poi puoi avere la palpebra storta, allora metti a posto la palpebra, il naso, metti a posto la narice, insomma. Io ancora il naso sono... E quindi ci vogliono tanti interventi, ma non basta la chirurgia, perché ci deve nascere questa empatia. È quello che noi abbiamo sempre cercato di fare con le ragazzine ustionate. Poi ovviamente lì c'era un altro tipo di rapporto, perché volevamo dare, lì non hanno niente, e poi vi ho detto cosa abbiamo fatto per loro, però nella chirurgia e non c'è nessun atto chirurgico difficile. Quando lo fai in un certo modo, con un certo spirito, perché anche tu devi avere una certa convinzione, voglia di farlo, non per farlo, ma perché stai facendo qualcosa di importante, perché devi far vedere, devi dare una risposta a certe cose.
non torneranno mai come prima, ma non è quello. Non è che tu devi rimettere a posto la carrozzeria. Prima di tutto devi mettere a posto quello che c'è dentro, l'animo, il sentimento. Il fatto di dire a loro: guardate, c'è qualcuno che si occupa di voi, che si preoccupa di voi, che vi ascolta, vi pensa, ed è lì disponibile, per loro sono già 100 interventi chirurgici. E poi c'è il fatto estetico, perché poi alla fine mi chiedevano, una ragazzina non aveva più capelli, allora quei pochi che aveva abbiamo fatto degli interventi con gli espansori, alla fine aveva più capelli, ma non era mai contenta, ma li voglio anche qua, ma li voglio più lunghi, poi diventano, sì, come? Ma lì hanno superato, hai capito? Cioè, lì cominciano a guardarsi come se fosse tutto come prima. Allora cosa abbiamo fatto lì? Non è la chirurgia che risolve il problema, è tutto l'insieme delle cose, soprattutto quando ci sono eventi di questo tipo. Di questo tipo ti entrano nell'anima, no? Ti vogliono distruggere lì, il nocciolo. E allora lì devi reagire. Lei risponde benissimo alla forza, ma quelli che non hanno la forza, quelli che si suicidano, quelli che non ce la fanno. Io sono stata anche tanto fortunata, per ovvie ragioni, perché ho una famiglia alle spalle solida che mi ha aiutato, tanti amici, però mi rendo conto che in altri casi è proprio come diceva lei, dottore, il sentirsi abbandonati dal mondo, no? Che poi ti porta forse a rallentare anche un processo di guarigione, perché ti butti giù. Sicuramente non voglio essere ipocrita, a me ha aiutato tanto il fatto che prima facessi un lavoro già nello spettacolo, è stato un modo per tornare alla ribalta e parlarne è terapeutico. Io ho avuto questa possibilità. Quando succede purtroppo alla persona, alla commessa magari o al fruttivendolo, la gente ne parla un giorno e poi basta, e questo non è giusto. Cioè, quindi bisognerebbe riuscire a dar voce il più possibile. Adesso abbiamo i social, che sono una fonte a volte di ignoranza stellare, che se solo ne facessimo un uso corretto potremmo veramente cambiare il mondo in positivo. Però siamo più preoccupati di guardare i profili degli influencer, della situazione della scarpa alla moda che mettono, piuttosto che della persona magari che sta chiedendo aiuto e magari ha aperto il conto donazioni della situazione, come in questo momento Peppe Morgante, che se solo avesse 50 centesimi da parte di ognuno di noi avrebbe già probabilmente risolto la sua situazione, se non altro chirurgica, però un po' anche quella del cuore, perché come diceva il dottore, quando poi vedi che le persone ci sono e ti danno quell'attenzione lì, la affronti molto meglio, almeno per me è stato così, sì. C'è forse un'altra domanda? Io non ci credo che non ci sono domande così, non ci credo proprio, però secondo me c'è quel filo sottile che c'è sempre, no? Di timore. Io non lo chiedo, si offenderà o non si offenderà. Allora è bellissimo perché quando io vado a fare le scuole, ho fatto l'università, ho fatto le superiori, le medie, ho fatto anche le elementari. Il momento più bello è stato l'elementare. Perché lì non se lo chiedono. Non ci chiedono diretto, non hanno i filtri, sono così loro. Oppure un bambino una volta mi ha messo seriamente in difficoltà, mi ha detto: ma tu lo perdonerai mai? Avrà avuto 6 anni. Io sono rimasta zitta. Poi ci ho pensato e ho detto: guarda, non ci avevo mai pensato, mi ci stai facendo pensare tu. È vero, invece a me è chiesto sempre, perché anche noi andiamo nelle scuole, facciamo le stesse cose, perché è da lì che bisogna dirglielo a questi ragazzi, certo. Bisogna farglielo capire. Allora i ragazzini più piccoli sono e più terribili sono, no? Allora uno mi guardava con un sospetto. Ma dice, ma a un certo punto mi fa: ma perché le donne non gli ritiro l'acido agli uomini?
Chi gli è venuta in testa questa cosa? Perché le donne non gli tirano l'acido agli uomini? Cioè, doveva tornargli l'acido, no? Perché dice, ma come? E tu non gli rispondi, non gli tiri l'acido? Sì, sciocchezze, però pensateci, e chi ci ha pensato alla roba del genere? No? Vabbè. Insomma, queste sono le cose che si sentono. Allora, No, Detto ciò, qualcuno ha trovato poi Posso sapere quanti anni hanno dato a Tavares? Allora, in primo grado 10 più 8, 10 per lesioni, 8 per lo stalking. In secondo grado, in appello, siamo finiti a 15 totali, 15 anni, 5 mesi e 20 giorni. In Cassazione vedremo, speriamo quantomeno si mantengano. 15 anni di pace. Poi Insomma, scontata la pena, deve rientrare nel suo paese, giusto? sì, anche se Teoria. secondo me quello è un dettaglio poco rilevante. Certo, poco rilevante. Poco rilevante perché io conosco Tavares e so che proverà a rientrare in Italia. in Pakistan succedeva che poi, come aveva accennato lei prima, gli stessi assalitori, violentatori, cercavano la donna che avevano violentato, acidificato. La volevano di nuovo. Questo succedeva in Pakistan, è successo a una famiglia, questo abbastanza raro, a una famiglia molto benestante, e poi c'è anche quel libro della Tamina Durrani, non so se avete mai sentito, che parla appunto di questa evidenza. Cioè, l'uomo stranamente, poi io ho detto, ma è una cosa che è successa solo sto qua, perché lui va fuori di testa, oppure è una cosa. E invece molte volte questi uomini violentano e poi le vogliono di nuovo, le cercano per averle di nuovo. Perdoni se la interrompo. No. Tavares Sì. è perché non ha fatto in tempo, perché io sono andata all'ospedale e lui è stato arrestato, ma io sono convinta che lui, punto primo, fosse convinto di non essere stato riconosciuto e che quindi nessuno lo prendesse. Punto secondo, lui sperava che ancora una volta io andassi a chiedere aiuto a lui. Io ne sono convinta, ne ho parlato Sì. con mia madre, con i nostri amici, i nostri familiari. Lui sicuramente cioè, è stato un modo per prendermi di nuovo sotto il suo controllo, cioè tanto ridotta così non lavora più nessuno, me la tengo io. Perché è possesso. È possesso. Assolutamente sì, è un marcare il territorio. Non è più amore quella Cioè, roba non lì, sarai, se non puoi essere mia, allora non sarai più di nessun ecco, altro. diventa possesso. Tanto è vero che noi addirittura abbiamo visto uno che aveva, perché noi abbiamo girato nelle campagne per vedere la realtà, perché non puoi parlare di acidificazione se non vedi dove succedono queste cose. Abbiamo trovato un signore che aveva acidificato la donna, ma proprio anche gli arti e tutto, e questa è stata sempre nel letto perché non riusciva più a muoversi, ha avuto 2 figli. Lì, ed è stato quando è venuta anche la 7 in Pakistan con noi e la giornalista è andata in giro e ci ha raccontato questa storia. Cioè, questo, l'ha bruciata, l'ha tenuta lì, non l'ha curata, perché dove l'ho portata? Ci ha fatto 2 figli. Anche se lì di solito, altra usanza che hanno per la donna, tanto per capire l'ambiente, molte volte in alcuni posti, si spera che ormai sia finita questa cosa, non solo la lapidazione che è una cosa ormai scontata, ma una volta che muore l'uomo nella famiglia, poiché la donna non c'è più niente, come dicevo prima, vive all'interno bruciano la donna. Quando me l'hanno detto io veramente ho detto, andate a vedere nei libri, è una cosa reale. Uccidevano la moglie perché ormai non serviva più a niente, oppure, alternativa, andava dai fratelli o altri parenti, lei passava direttamente così, come se fosse un oggetto, se lo prendevano sposto da qua a là, la donna veniva data al fratello, che poteva ovviamente gestirla come voleva.